Da oltre 300 anni la congregazione mechitarista ha sede in Laguna, ma la visita del primo ministro armeno all'isola di San Lazzaro, insieme a una delegazione di ministri, è stata una prima volta storica. Fortunatamente i libri antichi sono salvi, che sono un po' il cuore di quella bellissima raccolta di documenti che l'isola custodisce, ma è stata anche l'occasione per noi per ribadire la vicinanza, l'amicizia, la fratellanza che ci lega non solo alla comunità armena veneziana, non solo all'Armenia, ma anche ai padri mechitaristi che tanto hanno fatto per questa città e tanto portano avanti ancora in termini di tradizione, di rispetto, di cultura profonda e di conoscenza. La delegazione armena, guidata dal primo ministro, è stata accolta prima del suo sopralluogo dall'assessore comunale alla coesione sociale Simone Venturini, delegato dal sindaco Brugnaro, e dal prefetto di Venezia Vittorio Zapparotto, mentre l'arcivescovo di Costantinopoli ha poi anche concelebrato il pontificare della salute con il patriarca Moraglia, ribadendo così il profondo legame tra la città di Venezia e l'Armenia. L'amministrazione comunale si è anche messa a disposizione della congregazione per affiancarla nell'iter di richiesta di risarcimento dei danni subiti ai muleti e alle strutture esterne dell'isola nell'ultima grande acqua alta.